8, il 12 razionale, il 13 respiro king. Gioco orientato su Romina-Ama, numero 8, Roberto Vecchiano la guida, 1,72, figlio di CCS Chakiti, allenata da Olga Mellert. Tanto ci sono problemi nelle retrovie, proprio per Romina-Ama, che rimane molto attardata. Macchina che va per lasciare i concorrenti, non ha preso praticamente il via Romina-Ama, che ora è molto indietro, davanti c'è lotta per il comando, con ruggito GSM che si porta in testa, con all'esterno Raffica Griff, poi più a lato ancora il tentativo da parte del Royal Prince, con la prima curva che si esaurisce con la terza posizione a corda anche di Ronnie Mac-Baba, che ora cerca di tenere, non far mettere sotto Raffica Griffo. 33 il passaggio ai 400, e allora ruggito alla comando nei confronti di Ronnie Mac-Baba, che è secondo. Poi per le linee esterne avanza Razionale, che va in terza corsia a cercare di sorvolare il gruppo, sopravanzando anche Raffica Griffo, 45,5 il passaggio ai 600, e così Razionale si ritrova al lato di Ronnie Mac-Baba quando siamo alla paletto di metà gara, che il ruggito passa in 1-2 appena abbondante. Ruggito al comando, Ronnie Mac-Baba in seconda posizione, poi all'esterno Razionale. Queste le prime posizioni. Passa la corda il numero 11, ovvero quello di Rosa Griff, 1,18 spaccato per il chilometro, con adesso il tentativo di avanzata per linee esterne, ancora di Razionale che va all'attacco deciso del battistrada. Poi ancora all'interno Ronnie Mac-Baba, con all'esterno il numero 8 di Romina-Ama, che ha recuperato, ha fatto uno sproposito e ora si ritrova in terza corsia quando si va in addirittura d'arrivo, con il comando ancora ruggito all'esterno, sempre il tentativo di Razionale, a largo di tutti anche Romina-Ama. Nel finale Razionale che passa, Romina-Ama che lì l'ultimo metri, Razionale su Romina-Ama, e poi ancora